Il 2 gennaio andremo alle ore 11 dal notaio Broli, se si riuscirà ad adempiere a tutta la parte istruttoria preventiva, dal notaio Broli in Conegliano faremo la firma, sarà una firma storica da archivio storico, visto e considerato che si andrà a fondare giuridicamente la fondazione che governerà il sito UNESCO. Inizierà così l'agenda del nuovo anno per la Marca e il Veneto. Ad annunciarlo il governatore all'inaugurazione della 1359esima edizione delle Fiere di Santa Lucia di Piave, dove ha confermato l'importanza di questa firma per la tutela del territorio e lo sviluppo del turismo in zona. Una fondazione quindi con notevoli responsabilità. La responsabilità della gestione del sito e ovviamente la grande responsabilità del programma e di quello che è poi non solo l'attrazione turistica, ma anche il rispetto di quello che il passato ci ha dato e dobbiamo preservare per il futuro. E se il 2020 inizierà con la Fondazione UNESCO, il Presidente ha confermato che terminerà con l'apertura di quella che attualmente è la più grande opera pubblica in costruzione in Italia. Confermo che la Pedemontana la apriremo tutta tranne la galleria di Malo, che sono 6 km su 94,5 di infrastruttura, verrà aperta entro il 31 dicembre 2020. Abbiamo già un cantiere che supera il 70% delle opere realizzate, soprattutto quelle importanti che sono i viadotti, le gallerie eccetera, per cui noi siamo nella condizione già di annunciare che inizieremo già con le aperture funzionali già a inizio anno. Presidente che per aver portato le Olimpiadi invernali in Italia riceverà il collare d'oro dal CONI. Ringrazio la presenza ovviamente dei massimi esponenti a livello nazionale per quello che è stato fatto, che abbiamo fatto, che ho fatto per le Olimpiadi. Insomma, lo sanno tutti che la domanda delle Olimpiadi per il Veneto l'ho presentata io notte tempo senza che nessuno si accorgesse e oggi possiamo dire che le Olimpiadi sono nostre. Un'occasione per incontrare a Roma il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E annuncio che c'è una riunione programmata post cerimonia proprio col Premier Conte, quindi parleremo immagino ancora di autonomia, parleremo di Olimpiadi, di legge olimpica e di molto altro ancora.